Si conferma Treviso città della musica. Inaugurazione questa sera al Teatro del Monaco di Treviso della stagione concertistica che coincide con l'apertura del Festival Baroque Experience. Primo evento in collaborazione con Antica Vox, un grande ritorno in città anche il grandissimo maestro Andrea Marcon, trevigiano, una delle tante eccellenze importanti a Treviso. Vedere tutte queste persone, questa piazza piena, ci siamo veramente divertiti, è stata una bellissima esperienza. Ho avvertito subito un'emozione e un'aria di festa in città. Es ist immer wieder schön, in Treviso zu sein. Jetzt besonders mit dieser Musik, die so in diese Stadt passt und gehört und von hier kommt. Es ist eine sehr schöne Verbindung von der Vergangenheit, die ich musikalisch kenne, mit der Gegenwart in dieser Stadt und den Leuten, die kommen und mehr wissen wollen über diese Musik. Os comentários que nós tivemos depois do concerto agora foram realmente bastante entusiasmados de como que nós conseguimos transformar essa música que parece ser muito intelectual em algo estremamente espressivo. Una stagione che a me personalmente è piaciuta molto, sia per la varietà sia per la qualità degli interpreti. Bellissimo suonare di nuovo per Antiqua Vox. Ci è piaciuto molto anche l'accoglienza del pubblico, molto calorosa, lo spazio che ci ha dato il repertorio, la possibilità di raccontare anche qualcosina sulla storia dei compositori e appunto le belle sale messe a disposizione. La musica barocca è una musica fresca, è una musica che invita al brio. Ringraziamo Antica Vox che ci permette da tanti anni di poter vivere esperienze di questo genere. È stata una bella possibilità per gli studenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia di poter mettere in luce quelle che sono le loro qualità. Ringrazio quindi la Fondazione Antiqua Vox. Questi contesti sono sempre un banco di prova per noi, per vedere fin dove possiamo ancora migliorare. È stato un piacere suonare qui a Treviso, soprattutto in questa location. Ci è piaciuto molto anche il riscontro che ha avuto il pubblico. La musica antica barocca è proprio un balsamo per l'anima. Fare anche aperitivo insieme è una maniera per stare insieme con i nostri concittadini. Un concerto che ha dato la possibilità a famiglie e bambini di essere immersi all'interno di una vera e propria orchestra. È stata una bellissima esperienza, soprattutto perché i bambini così riescono a vedere gli strumenti dal vivo. Molti strumenti, molte note, essere immersi nell'orchestra, un'emozione unica, vero Mati? Per me è stato un massaggio sonoro, quasi terapeutico, molto bello. Perché per me è sempre un grandissimo piacere tornare a Treviso ed essere ospite di questo festival organizzato veramente con la massima serietà su strumenti bellissimi. Sono veramente molto felice e ringrazio Antiqua Vox di averci invitato. Noi siamo molto grati se possiamo fare un programma così. Si può modellare di più quello che vogliamo fare con la musica nel momento in cui stiamo vivendo. Siamo molto felici di essere qui a Treviso e ringraziamo Antiqua Vox per averci invitati. Bellissimo anche per chi non è esperto di questo tipo di musica e che viene proprio per diletto. Questi luoghi sono nati per questi strumenti, sono nati per queste atmosfere, quindi per me è stato un piacere infinito riscoprire questi luoghi e la musica. Ci siamo imbattuti in questo strumento che non conoscevamo e abbiamo anche provato a suonarlo e è stato molto divertente e anche molto interessante. Poi Eros bravissimo a spiegarci un sacco di cose sullo strumento. 3 zeer verschillende clavecimbals te kunnen bespelen. Denk ik dat het een goede uitnodiging was om nog wat meer proberen de specifieke karakteristieken van elk instrument. Grazie Antica Vox per le grandi opportunità che dai alla città e a tutti quanti gli appassionati di musica antica.